Nella splendida cornice di Villa Nota Pisania ad Isola del Liri si è tenuta la cerimonia di consegna del premio Prime Inter Pares, organizzato dall'associazione SOS Donna. L'iniziativa, giunta all'8ª edizione, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari dell'intera provincia. Questa sera delle donne riceveranno un premio dell'8ª edizione di Prime Inter Pares e l'associazione ha deciso di omaggiarle di questo riconoscimento perché la loro vita è paradigmatica del ruolo che tutte le operatrici di SOS Donna, che ho l'onore di presiedere, svolgono quotidianamente, perché nell'assistere e tutelare le donne vittime di violenza, ancor troppo per numero ai noi in quest'ultimo periodo, appunto le operatrici tentano in primis di valorizzare la persona che assistono, dopodiché di focalizzare l'attenzione della rinascita per l'interesse dei propri cari nell'ambito familiare e poi per consentire alle stesse di tornare a essere libere, a dare un contributo fattivo e incisivo nell'assetto sociale di riferimento. Ecco, queste donne premiate quest'oggi hanno, consapevoli del valore assoluto della loro esistenza, reso orgogliose le proprie famiglie, dando un contributo incisivo alle collettività nelle quali hanno avuto modo di cimentarsi nelle attività nei loro vari settori, sia sanità, politica, economia, commercio. E questo penso che sia un elemento di sprono per tutte le donne che vogliono uscire dal tunnel della violenza rivolgendosi alle associazioni come la nostra. Sono orgoglioso che viene fatto a Isola del Liri, nella dimora storica di Isola del Liri, Villa Nota Pisania, e ringrazio i proprietari che hanno ospitato questa manifestazione. Con un'associazione che ormai da diversi anni lavora e sta vicino alle persone, alle donne che hanno avuto maltrattamenti di qualsiasi genere, quindi era doveroso e è davvero importante che le istituzioni possano partecipare a un evento del genere. 8 le donne del territorio che, in maniera singolare, si sono distinte in diversi ambiti. Insignite del riconoscimento Elena Di Nicuolo, Anna Teresa Formisano, Olga Martelli, Maria Teresa Reale, Alessandra Rilievi, Irene Stardellitti, Alessia Savo e Daniela Uldank. Allora, diciamo che almeno io non ero pronta per una cosa del genere, ma ho un immenso piacere e anche un profondo senso di riconoscimento, perché è vero che il premio lo ritiro io, ma questo è il frutto di un lavoro di gruppo fatto nel tempo con la massima attenzione e il massimo impegno per un argomento che è sicuramente molto delicato e molto profondo. Per me è stata una cosa molto bella, anche perché rappresentare musicalmente una donna che ha avuto dopo tanto tempo un premio a livello nazionale ma anche internazionale, perché andando in Canada, io ho fatto concerti anche in Canada, e quindi per me è una sorta di rivincita femminile, per cui è una grande soddisfazione stare qui stasera e sono veramente orgogliosa di questa cosa e sono contenta che mi hanno chiamato, e quindi per me è una cosa bellissima. È una sensazione strana perché è un riconoscimento importante, simbolico, e la prima sensazione che si avverte è che probabilmente non si fa mai abbastanza su un tema che davvero è drammatico, e questo lo dico da donna, da madre di una bimba che deve vivere in un ambito dove la violenza sembra non aver fine. In questo riconosco il contributo enorme dell'associazionismo e del loro modo di accogliere chi vive un dramma del genere, e come istituzione davvero la percezione che c'è ancora tanto da fare insieme, al di sopra di ogni parte ideologica e politica. Siamo donne, tutte insieme ce la dobbiamo fare. L'associazione SOS Donna, sportello telematico e centro d'ascolto rappresenta un luogo sicuro e protetto dove le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza possono trovare un sostegno psicologico e legale per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza e riprogettare la loro vita. Soprattutto nella settimana internazionale contro la violenza sulle donne è di fondamentale importanza sensibilizzare e sottolineare quanto ancora ci sia bisogno di fare per prevenire fenomeni di violenza e differenza di genere.
Il centro antiviolenza è arrivato al suo 4º anno di gestione da parte dell'associazione, è un centro antiviolenza con affidamento da parte del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate e offre consulenza gratuita sia legale che psicologica alle donne che diciamo, sono vittime di violenza. In più ovviamente il centro antiviolenza e l'associazione in generale svolge attività di sensibilizzazione, quindi l'evento di questa sera è proprio un evento centrato sulla sensibilizzazione della comunità che diciamo per SOS Donna non è più la comunità soltanto del distretto C ma anche la comunità del distretto D della provincia di Frosinone e quindi diciamo in comunione con questi distretti cerchiamo di appunto premiare le donne che nella vita si sono dimostrate particolarmente capaci e si sono contraddistinte per particolari meriti.